Ben ritrovati dalla redazione. Alla vigilia del tavolo di crisi al Mimit in programma per oggi, oltre un centinaio di lavoratori della Flex ha scioperato ieri con un presidio davanti ai cancelli. All'ingresso i dipendenti rappresentati da tutte le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero, FIM-CISL, FIOM, CGL, WILM e UGL, assieme alle RSU. L'assessore regionale Alessia Rosolin, una delegazione del PD e persone già in pensione che hanno voluto sostenere i colleghi con la loro presenza. L'oggetto dello sciopero, che riguarda 350 famiglie, è l'intenzione della multinazionale americana Flextronics di cedere il 100% delle quote della società con sede a Trieste al fondo tedesco Fire Cap. Dicembre impegnativo per il nucleo interventi speciali della Polizia Locale di Trieste, che è armato già dall'estate 2023, presente quotidianamente con più pattuglie per ogni turno sul territorio e opera sia in divisa che in borghese, spesso anche a piedi nelle zone più sensibili della città. A dicembre sono state comminate 41 sanzioni, tra queste 3 quelle legate alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il 21 dicembre è stata comminata una sanzione nei confronti di un cittadino kosovaro in Corso Sabe e un cittadino pakistano a San Giusto per uso personale. Il 3 dicembre è toccato a un cittadino bosniaco beccato nel giardino Orlandini a spacciare. C'è ancora un'ultima speranza per gli automobilisti ormai abituati a lasciare il proprio mezzo negli spazi dell'ex Sala Tripkovic. Fra esattamente 2 giorni scade la concessione del comune a favore di Confcommercio, la quale per prima ha fatto pressione a dicembre per allestire un parcheggio temporaneo in largo Città di Santos. Il suo presidente Antonio Paoletti confessa di non aver ancora preso una decisione sul futuro, se chiedere cioè una proroga per altri 30 giorni o far calare il sipario venerdì. Paoletti ha invece già maturato la convinzione che se si dovesse ottenere un altro mese la sosta diventerebbe a pagamento. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Cielo coperto oggi sulla costa, piogge moderate, intermittenti, ma anche qualche schiarita e vento di scirocco da sostenuto a forte, con mareggiate tra Lignano e Grado e possibile acqua alta. In pianura piogge abbondanti o intense e vento da sud sostenuto. Sulla zona montana precipitazioni intense e molto intense sulle prealpi Giulie, quota neve oltre i 1800 metri circa, 1400 metri sulle zone interne, specie verso il Cadore, venti forti da sud-ovest in quota, temperature minime molto alte per il periodo, possibili anche temporali. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni e probabile cessazione in serata. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 8 e 10 gradi, le massime fra 11 e 14, sulla costa minime fra 10 e 13, le massime fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.